Amici sportivi, buon pomeriggio e bentrovati al Franco Lo Monaco di Palermo per l'anticipo della 21esima giornata del campionato di eccellenza. Tra pochissimo Parmonval e Città di Gela. Di Maria va a battere il fallo laterale, poi di testa rappa per Passero, prova la conclusione in due tempi con estrema difficoltà Valenti. Il lancio lungo dalla parte opposta, ancora la Parmonval con il numero 2, la conclusione, la parata provvidenziale di Valenti, la botta di Torres. Salta Argentati, poi si vanno a scontrare Rappa e Maidana che viene colpito e arriva il cartellino rosso per il capitano Rappa al minuto 13. Poco meno di 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Attenzione a questa iniziativa gelese, nell'area prova Guriac, non ci arriva per un soffio, palla che si perde in fallo di fondo. Battuto il calcio d'angolo, palla in aria, prova a saltare di testa passa e poi palla che termina alta sopra la traversa. Sessa, lancio centrale, poi Caronia, ancora Caronia, il tentativo e il gol del Gela. Vincenzi, palla lunga di Piscopo nel cuore dell'area gelese e in questo momento arriva il triplice fischio del signor Frigo. Il Gela ha vinto al Franco Lo Monaco 1-0 nei confronti della Parma.